Allora riprendiamo i lavori. Lascerei la presidenza ancora il professor Gilardino insieme al professor Perino. Abbiamo solamente le relazioni degli amici meridiani, che vogliamo dare molto spazio, anche perché non sono presenti, come stamattina annunciavo, il dottor Cristiano Beccio e il dottor Giuseppe Corongio della Sardegna, poiché abbiamo tempo di poter estendere maggiormente il nostro parlare con questi ospiti grandissimi che sono arrivati da così lontano. Prima di loro prenderà la parola la dottoressa Silvana Verra, che ci parlerà quale è la lingua piemontese del Monferrato, la variante monferrina, origini, storia, situazione attuale e interazioni. Lascio la parola al professor Gilardino. Allora, siamo rimasti ancora pochi ma bravi. Paolo Castelbona, e adesso è un po' la volta degli stranieri piemontesi in Piemonte. Silvana Verra, io l'ho sentita parlare come passionaria a Luasel, a Zolo, ad un convegno che si tiene lì ogni anno, convegno di teatro, di poesia, di canti, tutto in piemontese. E quando l'ho sentita parlare con questa sintonia di idee e con questa veemenza sulla conservazione, sulla possibile conservazione della lingua piemontese, mi sono detto deve assolutamente partecipare al convegno sulla lingua dei popoli. Le ho chiesto, pensavo mi avrebbe risposto che faceva linguistica o altre cose. No, non fa linguistica, è ragioneria, ma quando si tratta di lingue è molto informata, e io è con grande gioia che le cedo la parola perché ci parla della nostra beneamata lingua piemontese. Prego, ma vede tutto così, adesso non si sente un po'. Allora, c'è borsa in borsa. Sì, piacciami bene. Saluto a tutti. Grazie. Ho avuto dal professor Casula un veloce. Allora, vi ringrazio di lasciarmi parlare. Sono Silvana Verra, sono nata nel Monferrato e nei primi anni della mia vita ho avuto la fortuna di far parte ancora di quel del mondo rurale che comunicava quasi esclusivamente nella lingua madre del piemontese. Poi per ragioni di studio, di lavoro, ho abbandonato, ignorato per tanto tempo questa lingua. Per ragioni di studio ho dovuto imparare le altre lingue commerciali necessarie e solo allora, dopo aver trovato altre lingue, ho riscoperto, ho apprezzato e ho amato definitivamente quella che la cultura del tempo mi aveva trasmesso come essere un povero dialetto senza valore. Ho accettato con gioia la possibilità che il professor Gilardino mi ha dato di essere qui a parlarvi di questa mia lingua madre del Piemonte, e sono responsabile per il Basso Monferrato di Gioventù Piemontese, che è un movimento culturale apartitico e apolitico che da più di 20 anni combatte per la tutela, per la valorizzazione, per il riconoscimento legislativo della lingua piemontese con tutte le sue varianti di cui la mia monferrina ne fa parte. Egoisticamente ho interpretato questa opportunità che mi ha dato il professor Gilardino di essere qui come il tema del nostro incontro, come un disperato appello alla conservazione e alla tutela di tutte le parlate del mondo, indipendentemente dal loro inquadramento politico-amministrativo, indipendentemente dalla loro valutazione. Io credo fermamente che ogni lingua, che sia frutto di centinaia di anni di storia, di cultura e di tradizione, meriti rispetto, un rispetto che inevitabilmente viene a mancare quando per ragioni politiche, economiche, culturali forse, soprattutto sociali, se ne stravolge la grafia, si dà
dà a questa lingua un arbitrario inquadramento quando si nega l'esistenza. La variante di cui vi parlerò è quella del Basso Monferrato o Monferrato storico primario. È opportuno indicare che cosa si intende per Monferrato storico primario e le sue evoluzioni, che io considero soltanto in relazione all'apporto linguistico che hanno avuto con la lingua del popolo. Quindi le vicende storiche, belliche, le evoluzioni dinastiche sono considerate soltanto in relazione al contributo che hanno dato alla formazione della variante locale linguistica. Noi abbiamo libri, media che abbondano nelle descrizioni di usi, costumi, gusti alimentari, tradizioni, stili di vita dei tempi passati, ma sappiamo poco o nulla delle lingue, della lingua. Quante lingue interagivano nello stesso periodo, nello stesso luogo? C'era o non c'era una lingua scritta e una lingua parlata? Il Monferrato è adesso vediamo un po' se riesco ad andare avanti. Il Monferrato è una regione storica e geografica del Piemonte che ora amministrativamente comprende territori che fanno parte delle province di Alessandria, di Asti, di Torino, di Vercelli, di Genova e di Savona. Si estende verso sud sino ai piedi dell'Appennino Ligure e confina con altre regioni storiche del Piemonte che ora gravitano sulla provincia di Cuneo, che sono le Langhe e il Roero. È una regione che adesso amministrativamente è divisa in Alto Monferrato e Basso Monferrato. L'Alto Monferrato è la parte che si estende verso l'Appennino Ligure e viene delimitata a ovest dalla Valle di Spigno, la Bormide di Spigno, e a est dalla parte occidentale della Valle Scrivia. Il centro principale è Acquiterme. Il Basso Monferrato invece raggruppa i paesi che gravitano attorno a Casale Monferrato e ha come confine nord e est il fiume Po e il fiume Tanaro. Questi paesi sono principalmente attorno a Monferrato il Casalese, il Pignalese, la Valle Ghezza, la Val Cervina, il Moncalvese, il Valenzano e le rive del Po. Ma questi inquadramenti amministrativi giuridici non corrispondono alle varianti locali presenti, parlate, che invece ripercorrono dei confini storici molto più antichi e molto più precisi. Roberto Maestri, nel suo libro Monferrato, uno Stato europeo, illustra in maniera semplice e concisa la storia del Monferrato legata agli Aleramici, a una dinastia che ha avuto come centro, come fulcro, il centro adesso del Basso Monferrato, per poi estendersi in un dominio molto ma molto più grande. E perché linguisticamente è importante soffermarci sul dominio aleramico? Perché il Monferrato, ed è questo che ci lega tanto alla Sardegna, è stato di fatto uno Stato a sé per più di 700 anni, e la parlata che si è formata in questo Stato ha degli apporti linguistici differenti, francesi, arabi, tedeschi, che hanno formato una nuance particolare, che fanno in modo che il monferrino sia una variante del piemontese con delle spiccate caratteristiche. La storia del Monferrato, la data storica del Monferrato parte dall'anno 951, quando Berengario II elegge Aleramo fondatore dell'omonima dinastia marchese della Marca di Liguria occidentale. Con un documento del 23 marzo del 967 Ottone I concede altri territori ad Aleramo. La leggenda, a parte la leggenda sexy storica di Aleramo e della moglie, però la leggenda per quanto riguarda la concessione dei territori dice che in Ottone concesse ad Aleramo tutti quei territori che in 3D, senza soste di intervallo, avesse in detto tempo attraversato ed sull'asciutto e anche sul bagnato, e per un ferro del cavallo che era schiodato ad esse diede il nome di Munfre, Mun che vuol dire mattone, Fre ferrato. Comunque sia la leggenda, la storia è invece un po' diversa. Il primo nucleo originario, la prima ricostruzione indicativa di influenza aleramica è questa che vedete nella slide. Dopo Aleramo, morto nel 990, la gloria del marchesato è frutto di vittorie, di conquiste,
di un'accorta politica matrimoniale, di coraggio, di ambizione e di abilità diplomatica. Dalla gloria costruita in Oriente all'amicizia fraterna con la famiglia imperiale di Bisanzio, da Guglielmo V e dai suoi figli, alla corona di Gerusalemme da parte di Corrado I, alla creazione del Regno di Tessalonica d'opera di Bonifacio, che comandò la Quarta Crociata e fu anche un grande protettore dei poeti trovatori provenzali. Si passa poi questo qui è il primo nucleo, si passa poi, vedete già il territorio giallo è quello che individua quello che erano già i territori del Ducato di Monferrato. Abbiamo poi di successo in successo Teodoro Paleologo, che organizza lo Stato del Monferrato con la nascita del Parlamento e la monetazione, e poi infine verso il 1500 la nascita di questa nuova dinastia grazie al matrimonio della straordinaria Margherita Paleologa con Federico Gonzaga, che unisce il destino del Monferrato con quello di Mantova, e infine la perdita del Ducato e la fine nel 1708 dello Stato di Monferrato per un insieme di vicissitudini e sfortune sotto il regno del duca Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers e l'annessione alla Savoia. Negli ultimi 3 secoli il Monferrato, come il resto del Piemonte e del Regno di Sardegna, ha seguito le storie, le vicende della guerra napoleonica, del Risorgimento, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, ripercorrendo quindi una sorta di scaletta linguistica. È ovvio come più di 600 anni di Stato abbiano forgiato una variante locale che in più di ogni altra zona dell'attuale Piemonte risente di apporti linguistici francesi, arabi e una musicalità del tutto particolare. Vi faccio sentire 2 minuti del mio monferrino e dico 2 parole su Aleramo, ma tutti lo capirete. A tannos piemonteis ali alla maniera di che per me la bella Maria che tu ce li avevo e mi la pia. E lui Monfring a cui dome dica il Monfre alle me la bella Maria che tu ce li apio e poi li sbatto via. Monfre il nom glorioso la memoria di storica di tutto il mondo, alle per lui Monfring a chi nome e geografia che la marca la nostra terra. La storia la dice che dagli anni 1000 non Monfre è sempre stato sinonimo ad rispetto ed onore e gloria da spertut. Al termine del Monfre partivo da Caluso, da Civas, da Trin, poi Ambas verso la Liguria, Cunaic, Alba, fino alla Passarivera, tra Savona e il Benga. E all'Eram, Marchese del Monfre sono stati Re Gerusalemme, Re della Sessaglia, Signora Tiro, Beirut, Jaffa, Sidon e Atar, glorious Cavaliere del Crusier. Al nome Monfre per secoli abitava timore, reverenza, rispetto, grazie al curaggi e l'andris moral di suo signore da Sogene. La cur di Alerami, di Paleologo, di Gonzaga era la più della cultura e del fermento rinascimentale di Stati europei. E la nostra lingua anche adesso, anche se la cambia in frisilin da paese a paese, le comuna, le sclenta, le linear, le franche, le musicali. Ma quanti sono i Monfrin che sono orgogliosi della sua origine, della sua storia? Se insomma noi per primi che espressiamo la nostra cultura è poco da risennas se c'era sul profitto, e intanto che noi Monfrin la unione aiutata cincinanzi per la maniera di la è più o meno stretcha, più o meno larga, la storia gava giustamente anche la voce con buona paz dalle rame e tutti i suoi cavalieri. La nostra variante ha avuto degli apporti importanti di altri popoli e è bello ricordarli nel passaggio della storia del Piemonte, proprio perché tanti riguardano anche questa località, queste valli pienesi. Tra il 400 e il 100 a.C. l'attuale Piemonte sappiamo che è abitato da tribù celtiche che nell'arco di un paio di secoli si fondono totalmente con la popolazione ligure preesistente, formando quel popolo che i romani chiamano generalmente Galli. La romanizzazione in Piemonte sappiamo che viene in ritardo rispetto alle altre parti dell'attuale Italia, proprio per la conformazione geografica e per la popolazione tribale ostile. I romani arrivano in Piemonte attorno al 140 a.C. I varchi non sono ancora importanti e le nostre terre sono descritte dai romani come
foreste impenetrabili, lande deserte, colline selvose, popolazioni schive e temibili, e tra le montagne neve e ghiaccio perenne. E la conquista romana avviene con un succedersi di colonie, la prima delle quali è Dertona, che è Tortona, fino al 115 a.C., tempo in cui molte tribù celtiche vengono assorbite, vinte, e la romanizzazione poi continua fino al 300 d.C. Vengono costruite le prime vie di transito e i romani si appropriano dei luoghi più comodi all'urbanizzazione. Di conseguenza i Celto-Liguri si ritirano verso le gole montane e le valli, in particolare quelle minori, che non portano a valichi importanti, e sono le valli del Tunese, le valli di Lanzo, le valli del Canavese, le valli laterali dell'Ossola, le valli attorno a Vienna e le colline più selvose delle Langhe e del Monferrato. Nasce quindi un mondo appartato che per circa 200 anni non sarà mai completamente romanizzato. L'occupazione romana modifica la lingua parlata e il latino si fonde con un linguaggio celto-ligure. Il cristianesimo arriva attorno al 311 d.C. per opera di mercanti, di viandanti, per merito dei grandi santi, San Maurizio, San Dalmazio, Sant'Eusebio. Il periodo storico, importante notarci, quello che va dal 300 al 500 d.C. nella nostra zona e nel Monferrato, è permeato di povertà, di una torbida spiritualità, e come spesso avviene di fronte al trionfo di una nuova religione, gli dei della vecchia assumono le connotazioni di spiriti maligni, di divinità misteriose e tenebrose, e il paganesimo nelle nostre zone, e anche in questa di Biella, rimane molto vitale. Molti nuclei pagani rimangono isolati e l'antico culto si rifugia nei pagi e nei vici. Sul finire del 400 si diffonde il monachesimo con la costruzione di monasteri importanti e l'inizio della trasformazione del territorio da boschi e selve in terreno agricolo dedicato. Ed è in questo periodo che l'impronta latina è determinante negli scritti che troviamo. Poche parole in lingua volgare, ma soprattutto testi e iscrizioni in latino. Dal 400 in poi il Piemonte e il Monferrato sono il campo di battaglia delle tribù barbare che devastano le nostre colline, fame e saccheggi dimezzano la popolazione, abbiamo prima i Visigoti dalla Francia, poi gli Erudi, poi i Burgundi, poi gli Ostrogoti, sino al 568 quando i Longobardi hanno la meglio sui Burgundi e si impadroniscono subito dei territori che corrispondono alle zone di Asti, di Vercelli, le valli dell'Ossola e le parti di Biella. La colonizzazione in Monferrato longobardo, la colonizzazione longobardo-monferrato è molto importante perché molte parole di origine longobarde fanno ancora adesso parte del linguaggio comune. I toponimi con suffisso in eng, questo ung che noi abbiamo tanto, sono di origine longobarda. E in Valcerrina, dove la presenza longobarda è stata importante, quasi la totalità dei paesi conserva questi suffissi. Abbiamo paesi il cui nome è Albarengo, Banengo, Murisengo, Cicengo, Pertengo, Odalengo, Urleng, Vadareng, Marcureng, Muranseng, Puseng, Tuneng, Arameng. Questo ng è il classico del parlare della Valcerrina. Sotto il dominio longobardo, accanto alle proprietà ecclesiastiche, si formano quelle ducali, suddivise in mansi e entrambe autosufficienti. In questa autonomia si creano dei mondi chiusi, senza contatti gli uni con gli altri, per più di 150 anni, fino all'arrivo dei Franchi, e questi mondi chiusi generano delle parlate locali che poco interagiscono con il latino aulico, ecclesiastico, ma che utilizzano l'antico linguaggio celtico con il contributo latino, con il contributo longobardo, con accenti e con suoni differenti. E questo è il miracolo di come si forma una parlata. Nel 774 termina l'epoca longobarda
Inizia l'impero carolingio, con esso il sistema feudale franco, i ducati vengono sostituiti dalle contee più piccole, meglio organizzate, in mano a famiglie strettamente legate al re. Ed ecco che alla nostra parlata si aggiunge l'apporto franco, che dà il suo contributo fino all'887, quando l'ultimo discendente di Carlo Magno, Carlo il Grosso, viene deposto. Dal 900 al 1000, soprattutto nel Monferrato ma in tutto il Piemonte, sappiamo che arrivano i predoni saraceni, che occupano soprattutto il Monferrato e lo scelgono come base stabile delle loro scorrerie. La loro roccaforte è nei territori di Ottilio Monferrato e di Frassinello. Abbiamo le grotte di Mulei, dove Mulei in arabo vuol dire signore, che sono state nel 600, alla fine del 1600 completamente interrate. Ancora adesso c'è la ricerca del famoso tesoro dei Saraceni. Queste grotte erano di origine precedente, talmente grandi che i Saraceni portavano bottino, rapine, entravano con cavalli, con carri. Federico Gonzaga, sotto il suo dominio, dato che poi dopo erano state usate da altri predoni, non le ha chiuse, le ha interrate. Cioè c'è una collina enorme dove si accede adesso alle grotte solo da parte degli speleologi con dei buchi, arrivando da sopra. Grotte che hanno delle storie che non stiamo lì, ognuno di voi può interessarsi personalmente. Comunque l'occupazione saracena, ed è importante dirlo, che inevitabilmente è stata costretta ad una fusione con la popolazione locale, perché nonostante tutto era autorizzata dai predoni locali da un punto di vista della società, diciamo, se da una parte ha ritardato il risveglio economico della nostra zona rispetto ad altre parti d'Europa, ha anche prodotto un interscambio linguistico culturale importante. L'introduzione del grano saraceno, l'introduzione di nuove essenze erbacee e arboree e di nuove tecniche agricole ha arricchito la parlata locale di termini legati all'agricoltura. La cacciata dei saraceni nel nostro territorio è stata un'azione comune dei vari signori del tempo, la vera crociata, e attore di spicco in questa lotta è proprio Aneramo di Monferrato, e si ritorna al 951. Il periodo storico che va dal 1000 in poi vede l'attuale Monferrato in una situazione disastrosa, campi abbandonati incolti, contadini fuggiti da una zona all'altra. C'è un enorme bosco che comprende tutta la nostra zona. Pensate che ci sono degli studi che hanno evidenziato che la selva di Rovasenda, che è nell'Alto Vercellese, si univa alla selva di Lucedio a Trino, quindi tutta questa zona era una zona incolta, una zona di boschi, di selve impenetrabili, e gran parte del Piemonte è un territorio isolato e ostile. E questo favorirà i grandi signori, sia quelli che discendono dai vecchi conti e castaldi, e sia i nuovi signori che si sono messi luce nelle lotte contro i saraceni. In questo momento storico nascono quelli che saranno i poteri politici in Piemonte per centinaia e centinaia di anni. Grandi famiglie e vescovi, grandi famiglie con nomi importanti nel loro interno come Aneramo di Monferrato, Arduino di Ivrea, Arduino Glabrione, Olderico Manfredi e la sua figlia, la contessa de Heide, progenitore di Savoia, e i vescovi, che di fatto hanno l'affidamento della vita contadina, e che grazie alla Dieta di Pavia si erano visti riconosciuti, la Dieta di Pavia dell'878, si erano visti riconosciuti la funzione di missi dominici, e che quindi sono i rappresentanti legali del potere centrale. Il nostro linguaggio da questo momento viaggia su binari paralleli. La parlata del volgo e il linguaggio scritto ad opera essenzialmente di monaci e funzionari imperiali che scrivono in latino. Dal 1000 in poi, come abbiamo detto, nel periodo aneramico iniziano le prime testimonianze
nella nostra lingua volgare. E proprio per il ruolo di Casale Monferrato, che a detta degli storici era un ruolo di primissima importanza culturale, possiamo immaginare che il linguaggio parlato fosse un insieme di lingue diverse che interagiranno tra di loro per più di 600 anni. Le prime scritte ritrovate nella lingua che poi si è identificata come piemontese arcaico sono nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Vercelli e nella cattedrale di Sant'Evasio a Casale Monferrato e sono scritte musive. Queste scritte sono state segnalate prima da Giovanni Antonio Ranza nel 1784, poi dall'architetto Edoardo Antonio Mella intorno al 1860 che ha curato i restauri del Duomo di Casale e sono state analizzate da Angelo Coppo nel 1965 che attribuisce a questi reperti le datazioni del 1040 per Vercelli e anche 1106 per Casale Monferrato. Nell'iscrizione di Casale il mosaico illustra un personaggio maschile che porta sulla spalla un bastone alle cui estremità sono appesi un cesto e un grande pesce. A lato la scritta quale l'arca de Saint Vax. Ricordiamoci che all'epoca la punteggiatura non esisteva, non c'erano gli accenti, il linguaggio è già ricollegabile al nostro monferrino odierno, qua l'è l'arca de Saint Vas. Qui c'è l'arca di Sant'Evasio. La parola arca è da alcuni interpretata con il significato di tomba o urna sepolcrale del primo vescovo di Casale Sant'Evasio, oggetto all'epoca di grande venerazione. Il Coppo propende per l'interpretazione di arca come arca delle offerte. Insomma, la scritta era un messaggio di raccolte offerte. E ho scelto questa scritta come titolo del mio intervento perché è la prima scritta conosciuta nella nostra lingua ancestrale, ma contemporaneamente è anche la prima scritta mediatica pubblicitaria. Una richiesta di attenzione, di offerte, di aiuto, di proselitismo, che mai come ora sono le cose che necessitano alle nostre lingue minoritarie. Altre testimonianze scritte riguardanti la nostra parlata nei secoli successivi trovano un linguaggio arcaico completamente differente dal nostro. Abbiamo, qui la gente di Sal Piemontese lo sa, abbiamo gli scritti di Gian Giorgio Lione nella seconda metà del 1400 che presentano un linguaggio volgare interessante, quasi un passaggio dai sermoni subalpini a quanto prodotto dall'anonimo scrittore dell'istoria della guerra del Monferrato, un monferrino antisabaudo che nel 1613 inizia il suo poema epico popolare con i versi Buref cantà, la guerra dei Casali. Ed ecco il miracolo di questo giorno qui con voi sardi: se ci fossimo nel 1713 e qui ci fosse un monferrino e un sardo, sarebbe legato da un abbraccio comune, da un sentimento antisabaudo comune che forse lo legherebbe per le future generazioni. Nel suo lavoro questo anonimo interpreta l'odio, la poca stima dei monferrini nei confronti del duca di Savoia Carlo Emanuele I, che tentava all'epoca nel 1600 di impossessarsi dello stato di Monferrato. Nel 1700 la variante monferrina non dispone di testimonianze di prim'ordine come la lingua piemontese comune, cioè autori di grande pregio che usano un piemontese ovunque comprensibile. Non ci sono autori dell'importanza del Tana, del Tarizzo, dell'Isler, di Ventura Cadirmetra, di Maurizio Pipino, grande autore, ricordiamo, della prima grammatica piemontese. Nell'ambito monferrino soltanto Vittorio Amedeo Borrelli di Valenza, è autore di toni blandamente satirici, scrive lettere interessanti nella nostra variante monferrina. Il priore Stefano Incisa deve essere ricordato per aver realizzato all'epoca i problemi legati all'uso della parlata locale nei componimenti letterari,
quali è che in un sonetto anticipa il problema della grafia unica nazionale, che tanto ci sta a cuore anche adesso. All'inizio del 1800 il piemontese comune risplende grazie alla stella di Edoardo Ignazio Calvo e di Angelo Proferio che pur essendo monferrino, avendo studiato e essendosi laureato e vissuto a Torino, scrive nel piemontese comune. Un documento invece interessante per noi Monfrin, anche se è privo di valore letterario, è un sonetto scritto a Casale nel 1805 da Giuseppe De Conti, che era direttore all'epoca delle scuole normali di carità, in occasione dell'arrivo in visita della città di Napoleone e dell'imperatrice. Per i monferrini e in particolare per i casalaschi è un documento curioso perché il linguaggio usato è già il nostro attuale. Non c'è un termine che oggi sia in disuso e anche l'accento posto sulla A della parola casà corrisponde alla pronuncia aperta dei parlanti monferrini di Casale e mi son at casà cason, e la frase con le quali adesso ancora i parlanti dei paesi attorno a Casale prendono in giro quelli di Casale, perché si dà anche questo tono molto aulico, molto ancora del Monferrato, molto molto regnante. Dopo l'unità d'Italia nel 1861 in tutto il Piemonte la lingua piemontese è costretta a perdere la sua funzione di lingua veicolare, non essendo più la lingua dei funzionari, la lingua della pubblica amministrazione e la lingua delle forze armate. E la civiltà letteraria del Monferrato, che necessariamente gravita attorno a Torino, risente ulteriormente di questa castrazione. Ma è importante ricordare che nonostante gli smembramenti e gli accorpamenti amministrativi, le parlate locali rimangono integre e vive nei luoghi di nascita, ignorando tutti questi mutamenti. Abbiamo dei monferrini, Pinin Pacot, Peder Cozzat Vignot, Ettore Zunino, Emilio Ferrari, Giovanni Bono, Oreste Gallina, Domenico Badalin, che scrivono sia nella Coine piemontese sia in monferrino. Solo Vincenzo Buronzo, un critico e saggio della lingua italiana, un poeta di Moncalvo, sceglie la variante monferrina come unica lingua di espressione poetica. La letteratura orale ha in Giuseppe Ferrari un grande raccoglie di antichi canti epico-lirici, però ai giorni nostri c'è penuria di scrittori monferrini. I pochi lavori, solo poesie, in gran parte vanno a discapito della grafia comune, con quello che io dico un'anarchia grafica a volte frutto di pressapochismo, di superficialità e di autoreferenza. Se maggiori oggi sono le fonti accessibili di documentazione letteraria nella nostra lingua piemontese, maggiori sono le reticenze a considerare la nostra variante locale come una variante importante e da salvaguardare. I giornali locali accolgono e foraggiano solo alcuni scrittori improvvisati che italianizzano la grafia. Essi sezionano la nostra lingua madre, la catalogano arbitrariamente, la dividono, se ne approfittano e se ne appropriano proprio come fosse un'eredità personale. È difficile stimare quanti siano attualmente i parlanti. Tuttavia, in base a personali ricerche sul campo, si può affermare che, prendendo come presupposto di riferimento la nascita nel Monferrato, l'età e la scolarizzazione, possiamo dire che il 100% dei nati in Monferrato, che oggi hanno più di 60 anni e sono vissuti nel territorio, sono in grado di capire e di parlare il monferrino. Nella fascia compresa tra i 40 e i 60 anni dei nati e vissuti in Monferrato, si può ipotizzare che solo un terzo riesca a sostenere una conversazione, mentre più del 90% comprende perfettamente il monferrino. Al di sotto del 40 anni comprendono e parlano monferrino solo gli individui socialmente radicati in precisi contesti sociali, dove l'uso della lingua madre è un segno di affezione e di appartenenza.
Probabilmente nessun bambino usa il monferrino per comunicare. Nei contesti del paese di piccole dimensioni esistono delle enclavi familiari che comunicano ancora nella lingua madre con i figli, anche se questi non la utilizzano come mezzo di comunicazione con compagni e amici. Una stima odierna attendibile, al ribasso, per essere è di circa 80-90.000 parlanti, anche se non ci sono fonti di documentazione o studi statistici effettuati. Al giorno d'oggi siamo 90.000 che parliamo il monferrino, non è poco, però teniamo presente che soltanto una quindicina d'anni fa era il doppio. Il problema della sopravvivenza del monferrino è oggi coincidente con quella della sopravvivenza della lingua piemontese comune, della quale ne è una variante, come dicevo prima, anche con una spiccata personalità. Ma è opportuno notare che per il monferrino la situazione è ancora peggiore. Il problema della mancanza di consapevolezza dei parlanti è la diretta conseguenza dell'assenza totale della lingua nella scuola e sui media. L'ostilità della politica, delle istituzioni, di fatto ne impediscono l'uso nel contesto sociale e ne diminuiscono progressivamente gli ambiti di utilizzo. L'informazione e la scuola hanno giocato un ruolo fondamentale per il monferrino per distorcere, sminuire, marginalizzare la nostra variante, diffondendo luoghi comuni e pregiudizi. È proibita nell'ambito scolastico, se ne nega perfino l'esistenza. Manca del tutto un'editoria didattica, quindi è una lingua condannata all'estinzione in tempi brevissimi. La minima differenza di parlata rispetto alla coinè piemontese amplifica il disagio e crea un effetto ancora più negativo negli animi già provati per differenti ragioni dei monferrini negli ultimi decenni. Il sentirsi una minoranza nella minoranza ha accentuato quello che io chiamo il complesso del povero dialetto, ossia il credere che all'uso quotidiano della propria lingua corrisponda l'appartenenza ad uno status sociale inferiore. Questo è uno dei motivi principali, fondamentali, per cui il monferrato abbandona la propria lingua tradizionale. La scarsa considerazione della propria lingua, alimentata a dismisura da questa dialettofobia italiana, crea quel senso di inadeguatezza sociale che spinge i genitori a evitarne totalmente l'uso nel rapporto con i figli. I monferrini ritengono il monferrino un qualcosa di inutile, di controproducente all'apprendimento scolastico dei figli, insomma un qualcosa di cui vergognarsi. E soluzioni nell'attuale contesto praticabili non ce ne sono. Lo Stato ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio negli ultimi 40 anni, di non voler procedere in alcun modo a forme di riconoscimento e di tutela della lingua, bloccando qualsiasi tentativo che andasse in quella direzione, anche se fatto da istituzioni pubbliche come la Regione Piemonte. L'ultimo clamoroso esempio è la vergognosa sentenza della Corte Costituzionale numero 170, depositata il 13 maggio del 2010, con la quale la Corte medesima non si è limitata a valutazioni peraltro discutibili di natura giuridica, ma si è sentiti in obbligo di entrare nel merito di valutazioni linguistiche che esulano completamente dalle sue competenze. Il problema è quindi essenzialmente politico. Vi dico, come è stato notato dai costituzionalisti, prestate attenzione, il riconoscimento di lingue ancora vitali come il piemontese e la sua variante monferrina potrebbe costituire un elemento di disturbo per il sentimento nazionale di unità linguistica.
Per cui a mio parere questo sentimento nazionale, evidentemente imposto e artificioso, è il primo avversario del futuro delle nostre lingue madri. Io sono convinta che non esista la morte naturale di una lingua. Esiste una precisa volontà politica, commerciale o economica che la obbliga a una lenta eutanasia. Io spero che ognuno di noi, che per studio, per lavoro, per passione, ha più conoscenza di altri del mondo magico delle lingue, che sono le vie primarie per raggiungere i cuori delle persone, per trasmettere messaggi, idee, sapere, sappia trovare il modo migliore per essere un vero messaggero di pace, di cultura e di comprensione. Noi tutti siamo solo una piccola comparsa in questo teatro della vita. Sfruttiamo questo momento per trasmettere sentimenti positivi, importanti, per dare come possiamo il futuro alle nostre lingue madri, e questo è il messaggio che vorrei aver dato a chi mi ascolta, che anche una lingua madre a molti sconosciuta come questa mia del Monferrato, tristemente ignorata come tantissime altre, in questo momento storico senza senso e di non senso, è un anello importante nella catena delle lingue dei popoli, e spezzare anche un solo anello vuol dire rompere una catena che lega gli uomini al passato, ma che soprattutto li unisce al nostro futuro, e dobbiamo essere orgogliosi delle nostre lingue ancestrali, dobbiamo parlarle, dobbiamo confortarle, dobbiamo proteggerle. Non dobbiamo lasciare che la pianta della nostra lingua muoia per mancanza d'acqua, per mancanza di luce, per criminali potature, per incuria, per veleno, per cattiveria e per materialismo. Amiamo questa pianta che è l'albero della nostra esistenza, passata e futura, diamo a essa la luce e l'acqua per poter sopravvivere, ed è questo il mio messaggio, che ognuno di noi, dal più grande al più piccolo, sia un portatore d'acqua e di luce alla pianta della propria lingua madre, e che lo Signore amtaga la forza da essi cavalieri della nostra lingua, la forza da combattere per il sommi, e che la Madonna amtaga il coraggio, e che Dio ci assista e ci riscaldi i nostri cuori. Grazie.